Buongiorno da Sicilia 24, i titoli di oggi. Trovato uno dei corpi dei 6 dispersi nel crollo di un edificio a Messina. L'imprenditore Carmelo Leone si trovava incastrato sotto il solaio dell'ultimo piano. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5. Il comandante dei Vigili del Fuoco Burgio dice esplosione o cedimento le possibili cause. 2 giovani, vite spezzate sulle strade siciliane, morti un 14enne nel Palermitano e un 17enne nel Catanese in 2 incidenti, indagini in corso per ricostruire la dinamica delle tragedie. Nuovo colpo contro le piazze di spaccio a Catania, 4 misure cautelari eseguite dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta sul gruppo vicino al clan Cappello Bonaccorsi. Caporalato nelle campagne dell'Ennese, 4 arresti, lavoratori impiegati nella raccolta delle arance costretti a turni fino a 70 ore settimanali, pagati €1 per ogni cassetta di agrumi. Ragusa, medici di famiglia in protesta davanti all'ASP. I sindacati denunciano una situazione al limite tra carichi di lavoro, burocrazia e carenza di risorse. Nel carcere di Noto il lavoro diventa strumento di riscatto. Il 92% dei detenuti è impegnato nelle officine dell'istituto di pena fra falegnameria, sartoria e nuovi progetti per costruire il futuro. Calcio, approvata dopo una maratona d'aula di 24 ore la delibera per la riqualificazione dello stadio Barbera. Palermo può partire verso la candidatura a Euro 2032. Intanto i rosanero volano in Australia e sul mercato resta vivo l'interesse per l'attaccante Di Nardo. Serie C, Catania al lavoro tra mercato e la preparazione a Norcia. Domani il test con il Ravenna servirà a valutare uomini e schemi in vista del debutto al Massimino. Arriva Mendola, dopo Luperini ai saluti di Noia. Ben trovati e apriamo il nostro telegiornale andando subito in collegamento con Messina. Ieri il crollo di una palazzina nel rione Pistunina. Questa mattina il ritrovamento di uno dei corpi, purtroppo senza vita, dei 6 che erano dispersi. Ma per tutti i particolari andiamo subito dal nostro Orazio Longo in collegamento. Orazio, a te. Eccoci qui da Pistunina, come vedete dietro di noi il fumo c'è ancora, sta continuando a bruciare il palazzo che è crollato ieri. Una persona, il corpo di una persona è stato ritrovato, se ne cercano altri 5, ricerche che insomma come dire con Bertucci, Antonino Bertucci, il responsabile dell'USAR, è molto complicato proprio a causa di questo incendio. Sì, allora, le attività sono rese complicate dalla tipologia di collasso, quindi parliamo di solai di notevoli dimensioni e quindi notevole peso che si sono accasciati uno sull'altro, quindi quello che vengono definiti normalmente un pancake, e in più la presenza di fumi dovuti all'incendio che sono covanti sotto all'ultimo solaio. Quindi noi abbiamo la problematica legata alla gestione dei fumi e quindi all'incendio e contestualmente al smassamento, quindi ricerca all'interno delle macerie per trovare le 5 persone ancora disperse. Che speranza c'è ancora di trovarle in vita? Allora, noi la speranza la teniamo sempre viva, ci sono almeno 36 ore per le quali fisiologicamente le persone potrebbero rivivere qualora ci fossero degli spazi vitali. Quindi il nostro lavoro è una corsa contro il tempo, ovviamente però che viene gestito in maniera oculata, perché parliamo sempre di gestione di movimentazione di macerie, ma con l'attenzione che al di sotto ci possono essere delle persone. Grazie funzionario Bertucci, buon lavoro ancora. Intanto vi do qualche aggiornamento. Qui a Pistunina sono arrivate le ruspe che ha mandato il presidente della regione per aiutare le ricerche dei dispersi, e sono arrivati anche tanti messaggi di solidarietà, tra cui quello del presidente del Senato La Russa, quello del ministro Musumeci, della premier Meloni, che stanno seguendo in prima linea la questione qui messinese. Poco fa c'è stato anche il sopralluogo del sottosegretario siracusano e qualche minuto fa il sindaco di Messina ha detto è stata una lunga notte per Messina, adesso cerchiamo di recuperare i dispersi che mancano. È tutto, la linea a voi.
Bene, grazie a Orazio Longo. Naturalmente noi proseguiremo con gli aggiornamenti nelle successive edizioni dei nostri telegiornali. Cambiamo pagina, cambiamo argomento e purtroppo torniamo a parlare di incidenti mortali sulle strade siciliane. 2 giovani vite spezzate appunto sulle strade, 2 incidenti mortali a poche ore di distanza nel palermitano e nel catanese. A perdere la vita una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 17, 2 tragedie sulle quali sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine. Ma sentiamo Marco Gullà. L'asfalto torna ancora una volta a macchiarsi di sangue. Nelle ultime ore 2 distinti incidenti stradali hanno spezzato 2 giovani vite. Alessandra Martorana, 14 anni, è morta in un incidente sulla strada statale 113 nei pressi del Ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese a Trabia, nel palermitano. La ragazza viaggiava come passeggera su una delle 2 moto coinvolte nel violento impatto. Per lei non c'è stato nulla da fare. I gravi traumi riportati si sono rivelati fatali, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire ed è al vaglio degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, le 2 moto si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Gravi anche le condizioni del conducente della moto sulla quale viaggiava la giovane vittima. L'altro incidente mortale è avvenuto sulla strada statale 114 nel territorio di Calatabbiano. A perdere la vita un ragazzo di 17 anni residente a Mascali. La tragedia arriva a sole 24 ore da un altro incidente mortale avvenuto a Giarre, nel quale aveva perso la vita un altro giovane di Mascali. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava il 17enne, una Fiat Grande Punto, avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, andando a schiantarsi contro un muretto. Nell'impatto la vettura si è spezzata in 2. Feriti anche gli altri 2 passeggeri che sono stati trasportati negli ospedali di Taormina e Giarre. La polizia, siamo a Catania, ha eseguito nuove ordinanze di misure cautelari, 2 arresti e 2 obblighi di dimora nei confronti di 4 persone accusate a vario titolo di traffico e spaccio di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo Angelo Gagliano. Altri 2 arresti e 2 obblighi di dimora salgono dunque a 26 provvedimenti della polizia nei confronti di un gruppo ritenuto vicino al clan Cappello Bonaccorsi per l'inchiesta partita dopo la sparatoria alla discoteca ex Dogana avvenuta nel 2022. I 4 sono accusati di spaccio di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Quella di oggi è il proseguo di un'indagine della squadra mobile della questura di Catania che ha portato all'emissione di misure restrittive per altri 22 indagati. Il gruppo, composto da giovani leve, agirebbe con il metodo mafioso ed avrebbe agevolato il clan Cappello Bonaccorsi operante nella provincia etnea con base operativa al villaggio Sant'Agata. L'inchiesta comprende anche la rissa finita poi in sparatoria avvenuta nell'aprile del 2022, quando alcuni ragazzi, ritenuti dagli inquirenti vicini al clan Mazzei, avrebbero impedito al noto cantante neomelodico catanese Nico Pandetta e nipote del boss Salvatore Cappello, storico capo dell'omonimo clan rivale, di esibirsi insieme alla trapper Tony F. Conclusa nel 2024, l'inchiesta ha ricostruito anche alcune sparatorie tra esponenti di gruppi contrapposti e secondo gli investigatori l'organizzazione gestiva le piazze di spaccio tra Villaggio Sant'Agata, Librino e San Cristoforo ed avrebbe introdotto droga e telefoni cellulari anche nelle carceri siciliane. Dalla denuncia di 4 braccianti è nata un'inchiesta che avrebbe fatto emergere un sistema di caporalato nelle campagne tra Regalbuto ed Enna. 4 le misure cautelari eseguite dai carabinieri nel nucleo ispettorato del lavoro di Catania su disposizione dell'autorità giudiziaria ennese. Ma sentiamo Salvo Calacciura. €1 per ogni cassetta di arance raccolte, fino a 70 ore di lavoro in nero alla settimana. È l'accusa di caporalato al centro dell'operazione dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, che ha portato all'esecuzione di una ordinanza cautelare nei confronti di 4 cittadini romeni, emessa dal GIP di Enna su richiesta della procura ennese. L'inchiesta riguarda lavoratori impiegati nella raccolta di agrumi tra i territori di Regalbuto ed Enna. Secondo gli investigatori, i braccianti
braccianti vivevano in un immobile fatiscente, privo di acqua e luce, e sarebbero stati costretti ad accettare condizioni di lavoro degradanti sotto la minaccia di violenze e intimidazioni. L'indagine è partita dalla denuncia di 4 lavoratori marocchini assistiti dall'associazione Penelope. Secondo la procura di Enna, l'uomo, finito agli arresti domiciliari, avrebbe ricoperto il ruolo di datore di lavoro di fatto, mentre gli altri 3 indagati avrebbero controllato l'attività nei campi, imponendo con modalità intimidatorie ritmi e carichi di lavoro sproporzionati. Gli stessi avrebbero inoltre gestito l'alloggio dei braccianti, trattenendo dai compensi anche le somme per l'affitto e contribuendo così a mantenere una condizione di sfruttamento e di dipendenza economica e abitativa. Giovanni Luppino, imprenditore di Campobello di Mazara ed ex autista di Matteo Messina Denaro, è stato condannato con rito abbreviato a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione nell'ambito dell'inchiesta antimafia Alba. La condanna riguarda una tentata estorsione ai danni di un imprenditore oleario di Castelvetrano. La protesta degli autobottisti rischia di aggravare l'emergenza idrica nell'Agrigentino. Le ditte annunciano lo stop al servizio sostitutivo, accusano AICA di averli trasformati nel punto di riferimento delle proteste dei cittadini e chiedono un intervento immediato delle istituzioni. Davide Sarto. L'emergenza idrica in provincia di Agrigento si aggrava. Adesso si fermano anche gli autobottisti. Una protesta che rischia di lasciare senza l'unico servizio alternativo migliaia di famiglie in diversi comuni della provincia. Gli operatori dicono basta e puntano il dito contro AICA. Abbiamo 3 anni di sofferenza sulle spalle. Praticamente a noi ci manca quasi l'80% del lavoro, non siamo più liberi e non possiamo fare da paracadute ai signori AICA. Noi abbiamo deciso di fermarci ora perché anche a fine agosto sicuramente ci fermeranno e siamo tutti disoccupati. Secondo gli autobottisti, il nuovo sistema avrebbe rallentato il lavoro e scaricato su di loro le proteste dei cittadini. Raccontano di ricevere ogni giorno decine di telefonate da persone che chiedono acqua senza sapere a chi rivolgersi. Non possiamo sostenere più il sistema di AICA o ci mettere in condizione di poter portare l'acqua alle persone. Non dichiariamo noi di portare l'acqua alla struttura che non è sanato e non è a regola, dobbiamo portare l'acqua alle persone, quindi ad oggi noi ci fermiamo. Gli operatori chiedono un confronto immediato con AICA e con le istituzioni. Senza una soluzione condivisa, avvertono, la crisi idrica potrebbe diventare ancora più pesante per cittadini, attività commerciali e strutture turistiche della provincia. Quando io mi trovo a servire una piscina di 13-14 viaggi e di fronte ci abita una persona disabile, non può prendere l'acqua. Pronto? E io mi devo sentire piccolo così, che questo lavoro l'ho fatto sempre con un amore e devo piangere con mia moglie all'indomani, io preferisco fermarmi e spegnere i motori. Basta. I medici di famiglia incrociano le braccia, scendono in piazza a Ragusa davanti alla sede dell'ASP Iblea. Si denuncia l'aumento degli adempimenti burocratici, troppo carico lavorativo e la carenza di personale, oltre a una mancanza di investimenti nel settore. Veronica Barbarino. Il motivo per cui oggi solo a Ragusa in Italia si fa sciopero è la mancanza di rispetto nei confronti di noi medici di medicina generale che questa azienda continua a perpetrare. Si protesta davanti la sede della direzione generale dell'ASP Iblea. I medici di famiglia incrociano le braccia per richiamare l'attenzione sulle difficoltà che ogni giorno affrontano durante il lavoro e contro una direzione generale sorda dal 2023, anno delle prime contestazioni. I sindacati FIMG, FIMT e SNAMI denunciano una medicina territoriale schiacciata da burocrazia, carichi di lavoro, carenza di personale e risorse insufficienti. La categoria è in grande sofferenza perché viene assaltata dai pazienti che giustamente richiedono della prestazione in tempi rapidi, che per la presa in carico c'è delle patologie di cui soffrono. Abbiamo proposto la nostra collaborazione per risolvere queste problematiche, ma purtroppo è sempre stata per un motivo o per un altro rifiutata. Una situazione ormai insostenibile, soprattutto in una fase storica caratterizzata dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle patologie croniche. Dalla parte dei medici si schiera anche la conferenza dei sindaci, che ha convocato un incontro il 4 agosto con il direttore generale dell'ASP e le organizzazioni sindacali. A Catania, tanti gli edifici pericolanti in via Plebiscito. La prossima settimana è previsto l'abbattimento del palazzo, angolo con via Grottamagna, ma residenti e commercianti denunciano al civico 698 siamo abbandonati. Tonino De Mana.
In attesa dell'abbattimento dell'edificio fatiscente tra le vie Plebiscito e Grottamagna, l'aggiudicazione dei lavori dovrebbe avvenire lunedì. Un altro pericolo, tra l'altro conosciuto da tempo, viene segnalato in via Plebiscito all'altezza del civico 698. Le transenne che vedete delimitano un tratto di marciapiede off limits da quasi 2 anni e al cui interno ormai ci sono soltanto rifiuti di ogni genere. Chi passa lo fa velocemente, altri utilizzano l'opposto disastrato marciapiede. I residenti invocano interventi che in verità chiedono da anni. È una cosa deprimente, non è che si può sopportare una cosa. Ha più di un anno che è così. È chiuso, e mi hanno intervistato e quando ora 1 anno e ancora non si sa niente. E cos'è cambiato? Niente. Vuole rivolgere un appello alle istituzioni? Sì, l'istituzione, per favore, fatelo per Catania, fatelo per le persone che sono anziane. Abbattete queste cose, quelli che non vanno bene le dovete abbattere. E sono esasperati anche i commercianti che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Il sindaco sempre se c'è, se ce l'abbiamo, ma sa che esiste questa zona? Sa che esiste via Plebiscito? Allora qua si stanno spendendo milioni di euro per quanto riguarda il museo che si dovrà aprire quando prima, no? Però dico io, diamo un'immagine pulita anche, un'immagine dove la gente può venire con sicurezza. Se lei vede la sera qua è un deserto. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 55005, richieste di intervento che suonano come un campanello d'allarme per un centro storico che mostra la sua fragilità e quindi la sua pericolosità. Un bambino di 3 anni è stato trovato da solo in una strada di Santa Maria di Licodia nel Catanese. I carabinieri lo hanno messo in sicurezza, hanno rintracciato la madre alla quale il piccolo è stato riaffidato, ma la donna è stata denunciata per abbandono di minorenne. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi mostreremo i laboratori del carcere di Noto, insomma un modo per ripartire di tutti questi uomini e donne che si trovano reclusi. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, quasi tutti i detenuti del carcere di Noto lavorano con le nostre telecamere, vi portiamo all'interno del penitenziario che da qualche mese fa parte della rete del progetto Sprigiona il tuo cuore, che ha l'obiettivo di tutelare il rapporto tra genitori, detenuti e figli. Francesco Aloi. Il saldatore in azione. Questo pezzo di ferro diventerà una brandina che potrà servire qui o in altri penitenziari. Nel carcere di Noto lavora il 92% dei detenuti, un dato che fa di questo istituto un'isola felice. Vengono versati i contributi e hanno una copertura assicurativa che li tutela da qualsiasi possibile incidente sul lavoro. Il nostro viaggio passa in tutte le sale dove si lavora, delle vere e proprie officine. Questa è la falegnameria. Accesi i macchinari, ci si mette all'opera. Dal taglio dei pannelli di legno al prodotto finito, si pensa ad ogni dettaglio. Poi ci spostiamo nella sartoria. Qui quasi tutte le macchine sono ancora ferme ma pronte a partire. L'obiettivo è uno: aiutare chi ha sbagliato a ritrovare la strada giusta. Nell'ambito del nostro progetto, che ricordiamo è finanziato dall'impresa sociale con i bambini, abbiamo agganciato da qualche mese a questa parte la casa di reclusione di Noto, che si aggiunge a quelle di Siracusa ed Augusta Brucoli, oltre ai web di Siracusa e Ragusa. Così anche questa casa di reclusione è entrata nella rete del progetto Sprigiona il tuo cuore, che mira alla tutela del rapporto genitore-figlio. La mission della fondazione consiste proprio in questo, cioè creare rete. E nel frattempo si sta pensando anche alla creazione di una redazione per un giornale che nascerà qui, in carcere. Cambiamo argomento, notte di musica e di grande entusiasmo per Sal Da Vinci, che ha conquistato davvero Agrigento con uno spettacolo che ha trasformato la Live Arena in un grande coro a cielo aperto. Il servizio. La Live Arena si accende. Applausi, luci e tanta emozione. Sal Da Vinci conquista Agrigento con uno spettacolo che coinvolge il pubblico dal primo all'ultimo brano.
Migliaia di persone cantano insieme all'artista in una serata che unisce grandi successi e il brano Per sempre sì, vincitore di Sanremo 2026. Saremo io e te, sempre legati per la vita che senza te non vale. Un'atmosfera di festa che trasforma il concerto in un'unica grande voce. Ci saranno giorni in cui ti aspetterò, sulla bocca fammi male, e mi vedranno piangere che mai sarà, qui non c'è niente da guardare. L'emozione cresce nota dopo nota, tantissimi telefoni accesi per immortalare il momento più intenso della serata. Se non riesco a farti innamorare più di me. Salda Vinci ringrazia il pubblico agrigentino e riceve un lungo applauso, chiudendo una tappa del tour che resterà tra i ricordi più belli dell'estate musicale in città. Ci fermiamo ancora, un'altra pausa, poi il calcio. E adesso siamo al calcio, ma cominciamo con la vicenda Barbera. Arriva, insomma, dopo diverse ore di incertezze, il Barbera avrà il suo nuovo impianto. Delibera approvata in Consiglio Comunale, superate le criticità e le frizioni sopraggiunte in aula. Dunque c'è l'ok per la delibera relativa alla convenzione concessione per la riqualificazione dello stadio, ma si parla in questo servizio anche di mercato. Marco Gullà. Dopo 24 ore di maratona d'aula, notte compresa e tensioni a tratti fuori controllo tra i vari consiglieri, la delibera sui lavori di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera è stata approvata dal Consiglio Comunale di Palermo. Una data storica. La candidatura a Euro 2032 può partire, sebbene i passaggi tecnici che sono inseriti nel famoso emendamento dell'intesa, approvato poco prima di mezzogiorno, siano comunque complessi. La convenzione però è stata approvata. Va detto che il dibattito è stato molto teso, con momenti di scontro anche sui biglietti omaggio. Paradossale anche che per l'approvazione di questa delibera si sia arrivati all'ultimo giorno utile per la candidatura ad Euro 2032. Intanto il Palermo ha terminato il ritiro in Val Gardena, fra 3 giorni rosanero che partiranno alla volta dell'Australia, dove giorno 7 affronteranno il Melbourne City e poi giorno 11 la Juventus. Sul mercato, in attesa dell'ufficialità di Vavasori, ormai a un passo dal trasferimento in rosanero, la dirigenza non esclude ulteriori interventi nel reparto offensivo. Il Palermo starebbe seguendo con interesse Antonio Di Nardo, attaccante del Pescara. Al Catania adesso, che intensifica gli allenamenti nelle quiete di Norcia, e domani c'è il test amichevole contro il Ravenna. Tonino De Mana. L'esordio al Massimino contro l'Inter Under 23. Basta poco per stuzzicare la fantasia dei tifosi con il Catania, che prosegue le sue tappe di avvicinamento all'inizio del campionato. A Norcia, agli ordini di mister Longo e del suo staff, si intensificano gli allenamenti con i carichi di lavoro in costante aumento e le esercitazioni tattiche che cominciano ad essere assimilate dai giocatori. Uomini e schemi saranno provati domani pomeriggio in Umbria in un amichevole contro il Ravenna, che sarà privo del suo colpo dell'estate, più che altro mediatico, Ronaldinho. Il test contro i romagnoli sarà utile per trarre indicazioni e per tirare le somme in questa delicata prima fase di ritiro precampionato, dove arrivi e partenze si susseguono. Ieri 2 movimenti, uno in entrata, l'altro in uscita. Dal Sassuolo è arrivato il centrocampista Amendola, mentre è stata ufficializzata la risoluzione contrattuale con Luperini, che conclude l'esperienza alle falde dell'Etna con 18 presenze ed una rete realizzata in Coppa Italia contro il Crotone. Stessa sorte potrebbe toccare a Di Noia, che, risolto il vincolo contrattuale con il Catania, sta per accasarsi al Foggia appena ripescato. In entrata sembrano tramontate, per motivi legati agli eccessivi costi e all'età, le trattative per il napoletano Demme per Coda, quest'ultimo appena svincolatosi dalla Sampdoria, dove a suon di gol ha contribuito alla salvezza dei blucerchiati. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questa edizione del telegiornale finisce qui. Grazie per averci seguito, a tutti un buon proseguimento di giornata. Prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 19. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.